16 mesi di agonia senza mai dare segnali di riprese, tante domande che restano ancora aperte. Non ce l'ha fatta Nicola Maddalozzo, l'operaio di 28 anni di Pionca di Vigonza, morto dopo essere caduto da un ponteggio mentre era al lavoro in un cantiere di Limena. Era il 17 aprile del 2023 quando Nicola Maddalozzo, un giovane sano, un operaio molto stimato nel suo lavoro, era caduto da 6 metri di altezza mentre stava montando un condizionatore. Da subito le sue ferite erano sembrate gravissime e infatti dal coma Nicola non si è più risvegliato. Inizialmente ricoverato a Padova, dove era stato sottoposto a un intervento al cervello, al peggiorare delle condizioni Nicola era stato trasferito all'Hospice Bonora di Campo San Piero, dove si è spento. Al suo capezzale per 16 lunghi mesi la famiglia e in particolare il papà. Una notizia che ha scosso profondamente la comunità di Pionca di Vigonza, che si era riunita in preghiera sperando in una sua guarigione.